Mi son Baucco, recita il cartello che regge tra le mani con orgoglio il presidente dell'Unione Montana Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Il motivo per cui si dà del Baucco, dello sciocco per chi non avesse dimestichezza con il dialetto, è presto detto. La sua è una risposta alla polemica innescata dal capogruppo leghista alla Regione Veneto Nicola Finco. Tramite un post sul social network Facebook, Finco ha apostrofato come Baucchi e Pori Grami, i sindaci che in piazza hanno festeggiato la liberazione, salvo poi accogliere decine di quelli che il leghista definisce clandestini. Rispetto alla provocazione che è stata fatta dal capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, penso fosse opportuno metterci la faccia. Se chi fa accoglienza deve raccogliere quell'epiteto, io credo che sia opportuno, se uno era in piazza, come nel mio caso anche a rappresentare la provincia, dire sì, io sono uno di questi, e dirlo perché lo si fa convintamente. Un botta e risposta che ha valicato i confini social. 72 anni fa i nostri padri, i nostri nonni battagliavano per garantirci delle libertà, ma soprattutto per garantire la difesa dei confini, per garantire un modello di vita, per garantire ovviamente anche un'identità salda nei valori. Cosa che purtroppo oggi non stiamo vedendo. Deve essere chiaro che la resistenza è stata un'azione politica importante contro una dittatura, e quindi noi vogliamo difendere le persone che fuggono dalle dittature. Posizioni destinate a rimanere incolmabili. Questi sindaci che vanno in piazza, prima di pensare ai clandestini che arrivano, dovrebbero pensare ai propri cittadini che spesso e volentieri sono in difficoltà. Quindi prima di andare nelle piazze a festeggiare la liberazione, pensino soprattutto a tutelare i propri cittadini e non dare spazio a tutti i migranti che di bisogni e di tutela a livello internazionale non ne hanno assolutamente bisogno.